Giuramento dei nuovi avvocati. Sono 49 nuovi legali del Foro di Agrigento. Ieri la cerimonia al Tribunale davanti al Consiglio forense presieduto dal presidente dell'Ordine Vincenzo Avanzato, in un'aula a Livatino colma di amici e familiari. 14 uomini e 35 in quota rosa vanno ad aggiungersi all'imponente schiera dei colleghi. Ad accompagnarli i dominus, veterani della professione che li hanno seguiti nei 2 anni di praticantato antecedenti all'abilitazione. Questo è il messaggio guida, monito e auspicio ai nuovi professionisti. La professione si impara battendosi contro gli errori, le ingiustizie, le angherie, a volte le meschinità. Si impara indignandosi di ogni sopruso giudiziario, da chiunque provenga. Si impara nelle notti insonni, nei tumulti delle nostre angosce. Si impara soffrendo con i nostri assistiti, scusandoci con loro dei misfatti del sistema giudiziario e di chi lo gestisce. Si impara coltivando una fede doverosa e ragionevole nella giustizia. Si impara tremando nell'indossare la toga. Si impara osservando all'opera, se è possibile, i maestri d'avvocatura, studiando nelle mosse, cercando di emularli, illudendoci di capire il loro ingegno. Si impara ringraziando i nostri padri per aver custodito e tramandato l'incantevole seduzione della difesa. Per questo dobbiamo amare la toga, perché la professione dell'avvocato è anche una professione di comprensione, di carità, di dedizione e soprattutto l'avvocato nel cercare di tutelare tra i suoi doveri, i diritti fondamentali del cittadino è un pilastro della democrazia. Poi i singoli giuramenti. Consapevole della dignità professionale forense e della sua funzione sociale, mi impegno a osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia, a tutela dell'assistito nelle forme e secondo i principi del nostro ordinamento. Grazie.